In viaggio con Camilleri, giornate di studio con la partecipazione del professore Salvatore Silvano Nonigro, oggi qui al Cineastor, perché la Fondazione ha dato anche un premio a Camilleri e quindi ne state un po' parlando insieme agli alunni. È il nostro premio, quello al quale siamo particolarmente legati, il prestigioso premio Fondazione Liceo Classico Empedocle, che la Fondazione riserva annualmente ad un ex alunno emerito che abbia frequentato il Liceo Classico Empedocle di Agrigento e che si sia poi nel tempo distinto in ambito professionale, culturale, intellettuale. L'edizione 2017 si presenta appunto come un'edizione speciale, perché questa volta il destinatario del premio ci ha ricevuti nella sua casa, nella sua abitazione, nel suo studio di Roma, regalando un'emozione, emozioni sicuramente straordinarie ai ragazzi che hanno partecipato a questo viaggio, facendo parte di una delegazione che poi ha intervistato lo scrittore. E di questa intervista abbiamo appunto un filmato che è diventato un nostro film e che oggi servirà appunto a raccontare a tutti i compagni di scuola questa esperienza, perché non solo attraverso le giornate di studio si possa poi partecipare all'esperienza del conferimento del premio, ma trattando appunto dell'autore Camilleri lo si possa conoscere più da vicino. Parlare di Camilleri è sempre di grande attualità, considerando anche i numeri altissimi che fa di ascolto con le sue fiction, con le sue opere, dottor Nigro. Dunque Camilleri sì, è sempre, cioè è l'unico grande scrittore di grande successo che abbiamo non solo in Italia ma in Europa, però non vorrei che si confondesse, non è grande scrittore perché la televisione trasmette i filmati sul mondo albano, è grande scrittore perché si è inventato un mondo, una scrittura, un paesaggio e questo mondo poi diciamo, la televisione l'ha reso più universale. Il Liceo Classico Empedocle ormai da anni si impegna ad incontrare scrittori e autori del panorama letterario contemporaneo. Forse questa è stata un'occasione unica, perché entrare nell'officina del racconto di uno scrittore è stato per loro un'emozione unica. Sentire dalle sue parole, ma soprattutto circondarsi dei libri che lo scrittore ha scritto, ma anche della biblioteca, che è veramente una biblioteca importante per la mole di testi che sono credo unici nel panorama letterario. È stata un'emozione e un'emozione devo dire lo è stato anche per me, perché sono uscita dalla cattedra e li ho accompagnati in questo viaggio che è stato un viaggio dell'anima, un viaggio della conoscenza, un viaggio dell'approfondimento, ma soprattutto un viaggio di emozioni.